Dell'Arsenale di Venezia se ne parla almeno di 42 anni, la sua restituzione alla città. Finalmente 10 anni fa ci fu una convenzione firmata dall'allora sindaco Giorgio Orsoni che restituiva tutto il compendio arsenalizio al comune di Venezia, un evento storico. Allora, cari amici della Marina, cercate come minimo di aprire la porta principale, quella dei Leoni, la porta da terra, ai benemeriti cittadini di Venezia che hanno tutto il diritto di entrare in Arsenale. Il giornalista veneziano Maurizio Crovato era autore di numerose pubblicazioni, studi e ricerche sull'Arsenale di Venezia. L'altro giorno, però, invitato come esperto in commissione, è stato suo malgrado protagonista di un incidente diplomatico, invitato a partecipare alla seduta congiunta, ma poi lasciato alla porta, sbollita la rabbia, è tornato a parlare ai nostri microfoni. Io ero stato invitato dalla quarta commissione, dalla sua presidente, come tecnico, come storico. Arrivato alla porta, che era poi la porta di servizio, non ero nell'elenco previsto dai militari e non mi hanno fatto entrare. Io ho forzato un po' la situazione, sono entrato, sono arrivati i carabinieri a prendermi. A questo punto io ho detto, beh, allora arrestatemi. Crovato, che precisa di conservare la mail di invito alla commissione, ha interpellato anche il vice segretario generale di Cafarsetti, dottor Francesco Vergine, e poi si è dichiarato molto amareggiato anche dal comportamento assunto da alcuni consiglieri della lista Fucsia, compagini di maggioranza, della quale anche lui ha fatto parte per 5 anni nella precedente legislatura, rivestendo per un periodo, tra l'altro, anche il ruolo di capogruppo. Hanno fatto una pessima figura. Io, cittadino veneziano, che solo 40 anni fa avevo scritto un libro sull'Arsenale e poi altri, non ho avuto la possibilità da invitato di entrare all'Arsenale. Proprio una bella esperienza.